Con la posa della prima pietra alla presenza del governatore del Veneto Luca Zaia e dell'assessore regionale alla sanità e al sociale Emanuela Lanzarin sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione della nuova radioterapia nella sede di Castelfranco dell'Istituto Oncologico Veneto. Ingente l'impegno economico, si parla di quasi 30 milioni di euro a carico di fondi aziendali IOV derivati da utili di esercizio e riserve accantonate, di cui 15 milioni di euro per la sola costruzione e un'altra quindicina per le attrezzature. Questo diventa un altro centro di riferimento per la radioterapia e è un bel segnale di civiltà e di attenzione rispetto ai malati oncologici. Oggi mancano 50.000 professionisti e tu fai ovviamente la produzione con i fattori che hai. Oggi la produzione in Veneto la facciamo con 3.500 medici in meno che non ci sono, ma il problema ce l'abbiamo noi, ma c'era anche il privato, che se trasferissimo la richiesta di prestazione dal pubblico al privato, il privato avrebbe il problema come noi. Stiamo caldeggiando un emendamento che abbiamo prodotto proprio perché si possano, diciamo, a livello locale dare degli incentivi ai nostri medici direttamente dal bilancio della regione, però bisogna che ci sia un'autorizzazione a livello nazionale, perché ricordo che il contratto è nazionale. Anche perché anche l'altissima tecnologia e, diciamo, l'obiettivo curare tutti, guarire tutti per esempio anche dal cancro, poi cozza col fatto che l'altissima tecnologia va gestita da professionisti, però ricordo anche che questo pubblico, quello che diciamo il servizio che eroghiamo noi, è un pubblico che investe tantissimo in tecnologie, macchine per diagnostica di ultima generazione, cosa che un privato comprensibilmente non riuscirebbe a fare.